Assessore Fiaccabrino, al bilancio Comune di Palma di Montechiaro. Ecco, intanto vorremmo sapere qual è la situazione dei conti e a che punto è il bilancio per il 2018. In Giunta abbiamo deliberato il bilancio venerdì scorso e nella giornata del 18 luglio abbiamo approvato in Giunta anche il rendiconto, quindi adesso attendiamo il Consiglio Comunale per completare l'iter contabile e quindi economico-finanziario. Con le linee di guida di questo bilancio, dottore Rizzo. Un bilancio che tende al pareggio, si sono evitate di qualsiasi tipo di spreco, un bilancio che dovrebbe portare avanti il Comune nelle sue linee guida e nel programma del sindaco. Ecco, tra le tante cose c'è un'iniziativa di una nuova tassa che il sindaco Castellino ha voluto. Allora, non è una vera e propria tassa, è semplicemente un canone che viene richiesto a chi in questo momento sta occupando gli immobili che sono stati definiti come abusivi e pertanto acquisiti al patrimonio del Comune. Il motivo per cui viene richiesto il canone è perché in questo modo si partecipa a quelli che sono i servizi che vengono resi ai cittadini e allo stesso tempo si partecipa attivamente con la tassa dei rifiuti e con l'allaccio ai contatori idrici. Diciamo che è un discorso comune su tutti quelli che sono i fronti di essere cittadino, quindi da un lato pagare i contributi e dall'altro ricevere i servizi. Non si può sempre chiedere senza comunque partecipare attivamente. Avete previsto anche degli investimenti per l'attività? Limitatamente alle risorse disponibili che ha il Comune. Per quanto concerne l'occupazione, l'età di occupazione senza titolo, non è una tassa né neanche una volontà del sindaco. È un obbligo di legge, in modo particolare un obbligo che è stato richiamato dalla Corte dei Conti.